Canzoni con cui noi cuccavamo molto. Del Pietro, ti ricordi? Del Pietro ti ricordi? Beh, attenzione. No, perché... No, scusate. No, perché... Allora, oggi i ragazzi di oggi dicono che loro cuccano molto, ma io ho dei dubbi. Ci sono dei giovani qua, alzino la mano. Lui! Ma cazzo non è... un paese per vecchi? No, guarda, lì ci abbassano la minima di prima fila. No, voglio dire, perché... Allora, il sabato... C'era lo salatico con Jerry. Minchia, tutti accesi. Allora, i ragazzi, a quello che sento io, fanno aperitivo, apericena, cena, after cena, discoteca, dopo discoteca, disco bar e brioche la mattina. Ma quando cazzo ciulate? Bravo! Ma dite la verità, mai! Prendete qualche cellulare, cioè che glielo rubate. Invece noi, che la nostra generazione, anche se un po' più ingegni, eravamo un po' più furbi, perché le festine sabato sera, io mi ricordo, noi le facevamo il sabato alle 15:30. Mandavamo i genitori a fare la spesa al supermercato, allora si chiamava supermarket. Poi mettevamo il salotto, appoggiavamo, ti ricordi il tavolone, quello del salotto al muro? Con le aranciate sopra. Con le aranciate, no, anche la spuma Johnny, quella col pallino, sai? Quella terribile. 4 pizzette terribili. E poi aspetta, e poi c'era lo strumento fondamentale che era il giradischi che oggi non sanno più neanche cos'è. Io avevo un Lesafon, te lo ricordi? E poi c'era un personaggio, vediamo chi lo potrebbe, lei lo potrebbe fare bene. Lui? Lo sfigato che metteva sui denti. Lui! Era quello che non cuccava mai. Guardava gli altri. Invece cazzo c'ha un obiettivo nella mano. E avevamo 5 dischi, 4 lenti e un veloce. E uno dei lenti più gettonati, durante i quali noi, pensate allora, adesso non so i ragazzi di oggi, noi una volta chiedevamo, vuoi essere la mia ragazza? Oggi vorrei sapere, ma voi come chiedete? Non chiedo. A me mi rispondevano, te lo dico giovedì. E l'ho vista più. E una delle canzoni appunto in cui avvenivano queste operazioni era proprio Sapore di sale, sapore di cantare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti viene a fregliare. Ha fatto lo stand Vicino a me, sapore di sale, sapore di quel gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso da qui, tutti insieme, il tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in voglia il gusto del sale, tubi nell'acqua, si guardati e io resto da solo nella sabbia e nel sole.